La continuità con la passata giunta Zaia è costituita da 2 assessori su 10 che mantengono lo stesso referato. Elena Donazan, unica componente che oltretutto non faccia riferimento alla lista Zaia o alla Lega Nord, avrà l'assessorato regionale alle politiche dell'istruzione e alla formazione professionale. Luca Coletto è stato invece riconfermato alla programmazione sanitaria, integrato dalle competenze sul welfare. Per il resto tante novità, ma solo un paio si possono definire assolute. L'assessore De Berti è un avvocato, è iscritto all'ordine da 10 anni e penso che sia un bel segnale. La prima donna nella storia che si occupa delle infrastrutture in Veneto. Viene da un comune piccolissimo e faccio un grande investimento su una donna che si occuperà delle infrastrutture e dei trasporti. Sono sicuro che non mi deluderà come tutti gli altri assessori. Il 39enne Cristiano Corazzari sarà invece il più giovane assessore e si occuperà di cultura, sport e pianificazione ambientale. Gli altri nominati, a cominciare dal vicepresidente Gianluca Forcolin, hanno invece una cospicua esperienza politica alle spalle. Questo sicuramente è un ruolo nuovo di assessore e anche con delle deleghe importanti, non solo quelle del turismo ma anche quelle che riguardano i rapporti europei, quindi i fondi europei, fondi fondamentali da reperire e da spendere sul territorio per creare nuovo lavoro. Sono bellunese da sempre, sono stato anche presidente della provincia di Belluno. Fra l'altro alcune delle deleghe che ho attualmente le ricoprivo anche in provincia, la protezione civile e la difesa del suolo in modo particolare, per cui anche lì ci sarà un'attenzione particolare non dimenticando tutto il resto del Veneto. L'obiettivo primario è creare lavoro, creare impresa e mettere nelle condizioni l'impresa di poter lavorare al meglio. È un sostanziale monocolore questo per la Giunta Zaia sostanzialmente, questo è anche una responsabilità in più quello di governare in questo modo. Ma fondamentalmente la Giunta è fatta di brave persone competenti al di là dell'appartenenza politica e questo era l'obiettivo primario. 3 donne su 10, la componente rosa della Giunta Zaia. Il sociale, l'abbiamo sentito anche dagli interventi in aula, è uno dei temi cardini principali, bisogna fare molto, ci si aspetta molto, lo aspettano i veneti, ma un po' l'abbiamo sentito anche durante questa campagna elettorale, le problematiche che ruotano attorno al mondo del sociale, penso alla famiglia, ai giovani, agli anziani, ai disabili, al mondo del volontariato, a tutto quello appunto che c'è molto da fare. Dalle guide di un comune importante come Cittadella cosa si porta dietro soprattutto? Dalla guida del comune si imparano come funzionano le strutture e quindi questa esperienza sarà molto utile qui.